Paura ieri sera a Santo Stefano di Cadore per un gruppo scout di Vittorio Veneto messo in seria difficoltà dalle forti precipitazioni che si sono concentrate in zona. Una decina di scout tra i 24 e i 38 anni che avevano piantato le tende in Val Frison nelle vicinanze di un corso d'acqua sono stati sorpresi dall'ingrossamento del torrente e dal materiale che le acque hanno iniziato a scaricare. Sul posto sono arrivate squadre del soccorso alpino, della Val Comelico e dei vigili del fuoco insieme alla Guardia di Finanza di Auronzo. La piena del corso d'acqua ha reso complesso l'intervento, 2 soccorritori sono dovuti risalire a piedi finché il livello dell'acqua si è abbassato così da permetterne l'attraversamento. Gli scout sono così stati riaccompagnati per 300 metri fino ai mezzi di soccorso e da lì al palazzetto dove hanno trascorso la notte. Disavventura sempre ieri sera per un altro gruppo di scout, questa volta di Siena, 11 tra i 18 e i 32 anni che stavano tornando a valle da Malga Grande Fanes per il maltempo. Bloccati da una frana sono stati raggiunti dai soccorritori di Cortina e ospitati in canonica.